Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi è sicuramente il giorno più importante da quando è nato questo nostro movimento. Lo è sicuramente per la maturità acquisita da questo movimento, che si vede anche da questa bella sala piena, ma lo è sicuramente anche perché mai come oggi le macerie che ci circondano, partiti vecchi, corrotti, incapaci di rinnovarsi, la recessione economica, uno Stato pesante, inefficiente, una tassazione insopportabile e diciamolo anche un governo che era partito bene e che oggi mostra un passo un po' deludente, ci aiutano oggi molto di più questa situazione a mettere a fuoco le ragioni profonde del nostro movimento e anche del nostro nome. Siamo cresciuti, siamo maturati in questi 20 mesi di vita, è cresciuta la nostra identità politica, anzitutto. Abbiamo un'idea molto chiara dell'Italia, l'abbiamo resa pubblica nelle piazze e in Parlamento. Riteniamo di avere molto chiare le scelte che urgono per la crescita del nostro Paese, che i problemi di bilancio non si affrontano con maggiori tasse, come hanno fatto i governi di destra e di sinistra della Seconda Repubblica e, ahimè, in continuità anche il governo Monti, ma si affrontano col taglio drastico della spesa pubblica, attraverso una riforma federale dello Stato, attraverso la dismissione del patrimonio pubblico, la grande assente dei primi passi del governo Monti, la riduzione della tassazione alle partite IVA, a chi produce ricchezza e a chi produce posti di lavoro. Questa è la nostra carta d'identità. Questa è la nostra carta d'identità che abbiamo presentato ovunque e che siamo oggi qui per ribadire. Ma abbiamo tradotto anche in specifiche iniziative queste nostre idee. Grazie al lavoro preziosissimo dei nostri consiglieri regionali, dei nostri parlamentari, abbiamo presentato al Senato un disegno di legge che contiene e riassume la nostra proposta di riorganizzazione federale dello Stato e di riduzione conseguente della spesa pubblica. L'abbiamo chiamata emblematicamente "Tagliamo i rami secchi, rinascerà l'Italia". Abbiamo espressamente parlato, senza giri di parole, di dimezzamento del numero dei parlamentari, del numero dei consiglieri regionali, di riduzione del numero dei ministri, di soppressione vera delle province, di istituzione di un Senato federale, di accorpamento dei comuni con un numero inferiore ai 20.000 abitanti, di regionalizzazione di tutti gli apparati decentrati dello Stato, dove, come ci ha insegnato il nostro buon amico Gilberto Muraro, che ha guidato la commissione all'epoca di Padoa-Schioppa, si annidano le maggiori quantità di sprechi nelle organizzazioni decentrate dello Stato, si annidano la maggiore quantità di sprechi del nostro Paese e abbiamo rappresentato con un disegno di legge queste nostre idee. Grazie anche a una felice intuizione di una delle nostre migliori teste pensanti, Enrico Zanetti, abbiamo lanciato una provocazione. Abbiamo detto: ma perché oltre all'Agenzia delle Entrate non viene istituita anche una bella agenzia delle uscite? Perché non utilizziamo la Corte dei Conti per trasformarla in un vero, severo organo di controllo delle miriadi di scempi di denaro pubblico che ogni giorno si perpetuano nelle amministrazioni locali, con forti capacità sanzionatorie delle responsabilità anche degli amministratori locali? E siamo cresciuti anche sul territorio. Oggi Verso Nord esprime o aiuta o supporta importanti candidati sindaci anche in comuni capoluogo di provincia come a Belluno. È qui con noi, vi chiederei di fargli un applauso, Claudio Bizzozero, è qui in prima fila. Il primo candidato di Verso Nord DOC che marcerà su Cantù con una fortissima lista civica su cui lui lavora da molti anni ormai e contiamo e speriamo di poter essere suoi ospiti a Cantù in una bella convention, ma ovviamente ospiti del nuovo sindaco di Cantù. E abbiamo incontrato per strada numerosi compagni di viaggio che oggi abbiamo il piacere di avere nostri ospiti.
Primo fra tutti il nostro ospite Federico Vecchioni, anche a lui chiederei che l'Assemblea di Verso Nord tributasse un applauso. Federico, come voi tutti sapete, è il coordinatore nazionale di Italia Futura, sulla quale Verso Nord ha pubblicamente e lealmente scommesso come motore di quella lista civica nazionale necessaria per andare verso Nord e salvare il Paese dal baratro, per rappresentare anche le ragioni del Nord, ma in una lista che abbia una portata e un rilievo di carattere nazionale. Verso Nord sta animando in Veneto e in Piemonte la nascita delle associazioni regionali di Italia Futura, conta di farlo anche qui in Lombardia e in Emilia-Romagna, ma soprattutto aspetta Italia Futura a quel cambio di pelle capace di trasformare i tanti bei progetti riformisti della Fondazione Italia Futura in una nuova offerta politica alle prossime elezioni. Ma non solo, sono con noi anche rappresentanti di importanti esperienze movimentiste, come Luca Peotta di Imprese che Resistono, Giacomo Zucco di Tea Party. Sono esperienze che noi abbiamo il piacere di ospitare oggi, che testimoniano la capacità di dialogo del nostro movimento, di rappresentare le istanze di coloro che lottano tutti i giorni sul campo e appunto resistono. Verso Nord, dice il nostro manifesto, è vicino a chi fa impresa e oggi, ancora una volta, lo ribadiremo. È venuto a trovarci anche Lorenzo Dell'Ai. Lorenzo è un vecchio amico di Verso Nord ed è sempre stato per noi, fin dalla nostra nascita, un modello della nostra ricerca di un forte connubio tra una politica alta, ancorata a forti valori, capaci di grandi scelte strategiche e al contempo fiera e capace di stare sul territorio, vicino al popolo, per interpretarne al meglio i desideri e i bisogni. Ed è con noi anche Giorgio Gori, lo voglio dire pubblicamente, qui di Bergamo Giorgio è di casa. Come tutti voi sapete, Giorgio è animatore di quell'intrigante esperienza della Leopolda di Firenze, guidata da Matteo Renzi, che ci dice che forse anche a sinistra c'è qualcuno che si è messo in marcia verso Nord. Lo diciamo da tempo che Matteo è uno che va verso Nord, che in fondo anche noi, che come abbiamo già avuto modo di dire, apparteniamo alcuni di noi alla generazione di Happy Days, un po' rottamatori lo siamo anche noi, in fondo. Ci dividono i compagni di viaggio, Lui crede ancora evidentemente nel riformismo del Partito Democratico, noi non ci crediamo più. E le recenti posizioni del Partito Democratico sul dibattito della riforma del lavoro ci confermano, se ce n'era ancora bisogno, la chiusura di questo partito, che è evidentemente accentuata dalla crisi in cui viviamo tutti i giorni, una chiusura sulla difesa dei diritti acquisiti, sulla difesa e sulla conservazione delle garanzie esistenti, tendenza incompatibile con la natura, con l'apertura di Verso Nord alle nuove sfide, a un gioco d'attacco fondato sul dinamismo del sistema economico e sulle virtù del libero mercato. E abbiamo in questi 20 mesi, e continuiamo a farlo anche oggi qui da Bergamo, rivolto il nostro appello accorato a quanti nella società civile sentono che l'Italia, come sempre nei momenti più tragici della sua storia, saprà reagire, a quanti pensano che le prossime elezioni, lo pensano come noi, saranno come quelle del 48, in cui va ricostruito il Paese dalle macerie. E quindi serve contare, mettere la faccia e questa volta senza delegare. Perché ci rivolgiamo anche da qui a tutti coloro che si alzano la mattina, tirano la carretta, dichiarano fino all'ultimo centesimo il loro reddito e poi si trovano una tassazione al 60%, fanno studiare i loro figli perché pensano nella scuola, credono nella scuola come motore di mobilità sociale, invece poi scoprono che la scuola non passa manco i libri di testo ai loro figli e che si chiedono tutti i giorni dove finiscono i loro soldi. A tutti quelli che si sono stufati delle ampolle, delle escort di palazzo, degli scilippotti, dei Calearo, delle trote analfabete, eccetera.
ma che si sono stufati anche dei gattopardi della Seconda Repubblica, quelli che cambiano, che sono abilissimi, come vediamo in questi giorni, a cambiare cappello, ma sono sempre loro. Noi siamo qui oggi per rappresentare questo popolo, questa gente, che nonostante tutto ci crede ancora e che credono che l'Italia, che nel momento del peggior rischio di default ha tirato fuori due giganti in Europa, come Monti e come Draghi, che sono andati a Bruxelles a dare la linea a Sarkozy e Merkel, questa Italia che ha saputo tirare fuori questo livello di qualità e di credibilità, ce la può fare, ma con altrettanta chiarezza da Bergamo, quindi con il valore simbolico che ha anche Bergamo. Vogliamo anche dire che noi siamo con quelli e vogliamo rappresentare quelli che pensano che la Seconda Repubblica di destra e di sinistra, di Berlusconi e Bossi, di Prodi e Bertinotti, ha fallito sul terreno politico prima che su quello dell'etica pubblica, perché non ha fatto in 20 anni di alternanza le grandi riforme strutturali, prima tra tutte il taglio della spesa pubblica, le grandi riforme strutturali che invece altri grandi paesi europei hanno fatto, come la Germania, e di cui oggi beneficiano, e che in quel periodo non ci sono alibi, lo abbiamo detto tranquillamente al ministro Sacconi, in tutte le assemblee pubbliche che Verso Nord ha organizzato, in quegli anni si dovevano e si potevano fare. Quindi lo vogliamo dire con chiarezza ai rappresentanti della Seconda Repubblica. Smettetela oggi di dirci ancora, dopo aver mostrato urbi e torbi la vostra inadeguatezza, cosa serve ancora per salvare il paese che avete voi contribuito a portare al declino. Non potrete e non dovrete essere voi i protagonisti della Seconda Repubblica a guidare la ricostruzione di questo paese. Abbiamo lanciato con forza e passione in tutto il territorio del Nord il nostro appello dell'ultima sfida, quello della sopravvivenza di un paese moderno, indicando come unica direzione di salvezza il Nord. Cos'è il Nord? È la terra dove conta il merito e non la raccomandazione, dove regna la concorrenza e non il protezionismo, dove ci sono le regole e non l'elusione sistematica delle regole, dove si pagano le tasse e chi non le paga va in galera, dove vigono le sanzioni perché viola la legge, e non il condono sistematico, dove c'è uno Stato leggero e non sprecone, dove i partiti si rinnovano e non invecchiano con il loro leader, dove i partiti si autofinanziano. E chi è il popolo che vuole andare verso nord? È un popolo trasversale, potremmo dire, come diceva quell'intellettuale di Elio, è il popolo che nella terra dei cachi la prende sempre a bottega. Quello è il popolo di verso nord, perché vincono sempre i protetti, vincono sempre i raccomandati e vincono sempre i furbetti. Vogliamo provare a elencarli? Le partite IVA che pagano oltre il 60% del reddito di tasse devono scegliere se chiudere o no. Le piccole imprese che aspettano 180 giorni i pagamenti e dalla pubblica amministrazione addirittura il doppio. Gli operai italiani che lavorano come i loro colleghi tedeschi, eppure essendo più bravi prendono metà del loro stipendio. Le famiglie, qui le banche non erogano il credito. Perché? Perché devono sostenere i furbetti del quartierino, quelli too big to fail, e quindi non hanno più finanza per finanziarli. Gli utenti delle autostrade che pagano un sovrapprezzo dovuto solo al monopolio, all'assenza di concorrenza, all'assenza di politiche di prezzo da parte dei gestori in concorrenza, perché sono tutti monopolisti. I pubblici dipendenti, quelli meritevoli, che siccome tanto poi vedono che tanto lavorare o no è lo stesso, alla fine diventano fannulloni anche loro. I genitori, lo dicevo prima, che devono pagare la retta per mandare i figli alla scuola materna, A me l'altro giorno hanno chiesto di mettere un contributo per pagare la carta igienica alla scuola di mio figlio. Ma è possibile una cosa del genere? Questi sono i nostri riferimenti. Questo è il nostro riferimento. Questo è il popolo del Nord. Ma attenzione, cioè non è il popolo delle ampolle padane inventate da queste parti. È un popolo che va da Caltanissetta a Bolzano.
e che se vivesse a Francoforte, a Londra, a Berlino sarebbe sicuramente meglio che non qui. Questo è il nostro nord, questo è il nostro nord, la nostra terra promessa, un'Europa federale da costruire, gli Stati Uniti d'Europa, dove vorremmo portare l'intero paese, imponendo anche al sud d'Italia gli standard di efficienza e di buona amministrazione che sono in linea e possono tenerci in linea con i paesi europei più avanzati. Ma per andare a nord, e qui voglio rivolgermi direttamente a Federico Vecchioni, che poi chiameremo sul palco, serve una nuova offerta politica. Abbiamo annunciato in tempi non sospetti, quando siamo nati, nel luglio 2010, la fine della Seconda Repubblica. In quel momento Berlusconi era in auge, Bossi era in auge. Abbiamo annunciato e previsto l'incapacità di queste coalizioni di costruire quella rappresentanza maggioritaria necessaria a fare urgentemente le riforme. I fatti ci hanno dato ragione. È crollato Berlusconi, dietro di lui Bossi. Il Partito Democratico è totalmente incapace di fare al Paese una proposta di governo moderna e avanzata, bloccato dai veti interni, bloccato dalla linea della CGIL, dalla quale non riesce a svincolarsi. Monti ha aperto una nuova fase, ha seppellito definitivamente la Seconda Repubblica fallimentare. Il governo Monti non è un governo tecnico, è un governo civico, è un governo della società civile che svolge un ruolo di supplenza rispetto a una politica profondamente in crisi, a una classe politica inadeguata e non all'altezza delle sfide che oggi impone il Paese. E un quotidiano nazionale di questi tempi ci ha definito la Lega di Monti, richiamando la sovrapposizione, in realtà reale, tra il nostro manifesto fondativo e il programma iniziale di Monti. La definizione è suggestiva, ma mi permetto riduttiva. Noi abbiamo sempre detto che Monti è uno che va verso nord, lo abbiamo detto fin dall'inizio, abbiamo salutato con grande entusiasmo la nascita del governo Monti. E sicuramente il Monti della riforma delle pensioni, delle liberalizzazioni, delle semplificazioni è andato in direzione nord e a nord con Draghi ha restituito all'Italia la dignità perduta. Che Dio lo benedica, come dice Massimo Cacciari. Ma il Monti delle tasse, il Monti della retromarcia sull'articolo 18, il Monti che non taglia drasticamente la spesa pubblica, che non dismette il patrimonio pubblico e non privatizza le aziende di Stato, questo è un Monti che non va verso nord. Questo è un Monti che non va verso nord. A questo Monti noi oggi vogliamo rivolgerci e questo Monti inerte e omissivo ci spaventa e ci riporta drammaticamente al titolo del nostro incontro di oggi: le ragioni del Nord per salvare l'Italia. Le ragioni del Nord, guardate, sono le ragioni del Paese, non sono solo le nostre ragioni. Le ragioni del Nord sono le ragioni dell'intero Paese. Vorremmo che da Bergamo oggi arrivasse davvero questo appello al nostro Premier. Il Nord sta morendo sotto un diluvio di tasse. Il Nord sta morendo sotto un diluvio di tasse. E se non si interviene drasticamente sul taglio della spesa e sulla riduzione delle tasse a chi produce, col Nord muore l'intero Paese. E a questo punto sarà evidente ciò che verso Nord da tempo dice, che neanche Monti basta a salvare l'Italia. Perché come dice autorevolmente e ahimè inascoltato da tempo sui suoi fondi sulla stampa il professor Ricolfi, il Paese oggi è rappresentato molto di più dalle innumerevoli persone che tentano disperatamente di resistere sul mercato, senza arrivare al passo di ritirarsi, che non da un governo che non si cura di loro e preferisce l'ennesimo aumento della pressione fiscale piuttosto che toccare il totem, cito sempre Ricolfi, della spesa pubblica. E che non basta, ovviamente, non basta Monti per salvare l'Italia, non basta ovviamente una riedizione tattica della DC per andare verso nord e per salvare l'Italia. Per salvare l'Italia urge, caro Federico, urge una nuova offerta politica, civica e nordista, la prima e unica vera offerta della Terza Repubblica, che deve imporre le riforme strutturali al Paese che neanche Monti riuscirà a fare e porti definitivamente il Paese in sicurezza.
ovviamente verso nord. Grazie.